Fino ad ora c'è stato il silenzio nei confronti dei lavoratori del porto e oggi i lavoratori in silenzio hanno manifestato tutta la loro preoccupazione per la chiusura del porto Carlo Riva, che di fatto ha dimezzato, in molti casi del tutto annullato, la possibilità di lavoro per loro. Questa mattina a Rapallo, davanti al Palazzo del Comune, c'è stata la protesta silenziosa dei dipendenti diretti del porto Carlo Riva, 21 persone, ma non solo. Con loro c'erano anche i titolari delle attività commerciali, sia interne che esterne all'area portuale, che hanno a loro volta dipendenti, degli operatori del porto pubblico, dei marinai imbarcati, dei dipendenti del guardianaggio, 10 persone, tutti incerti sul proprio futuro, ma assolutamente certi del presente. Il porto chiuso cancella il loro lavoro. A manifestare solidarietà, oltre ad alcuni dipendenti delle attività del porto di Santa Margherita Ligure, c'era anche l'arciprete della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, don Stefano Curotto, vicino alla preoccupazione delle famiglie. E fra i lavoratori c'era anche la famiglia Riva, con l'amministratore delegato Andrea Dall'Asta ed il figlio Nicolò e la direttrice Marina Scarpino, che stamattina hanno avuto un primo incontro di natura tecnica con l'amministrazione comunale, in primis il sindaco Carlo Bagnasco, che ha salutato i lavoratori radunati sulla piazza passando per entrare in riunione. Molte le domande che aleggiavano fra i lavoratori radunati davanti al Palazzo Comunale, che hanno visto sfumare la possibilità di lavoro generata da circa 900 persone ogni fine settimana e per i quali la presenza temporanea di 56 imbarcazioni era vitale, e che ora temono anche per l'inizio effettivo dei lavori di messa in sicurezza definitiva del porto, che avrebbero dovuto essere avviati il 10 di settembre.